Morosini, secondo lei perché Berlusconi improvvisamente, proprio pochi minuti prima, nessuno sapeva che avrebbe annunciato questa decisione? Perché ha fatto retromarcia? Cioè, qualcuno dice ma perché gli hanno garantito il famoso salvacondotto, eccetera, eccetera. Beh, intanto io ho assistito in diretta a quel momento ed è stata una cosa molto, molto interessante, vorrei dire cinematograficamente da ricordare nel tempo, sia la faccia di Berlusconi che quella di Letta. Questi sono gli attori, la sintesi di un teatro che ha recitato una commedia, che è diventata palesemente una farsa di cui dovremmo vergognarci tutti, che però ormai è una tragedia incombente di cui pagheremo noi le conseguenze, il Veneto in principal modo. Tant'è vero che io dico sempre fallimento italiano o indipendenza veneta, ormai la mia frase finale negli incontri, nei comizi pubblici è proprio questa. La mia delenda Cartago, se vogliamo dire, è o fallimento italiano o indipendenza veneta. Quella che abbiamo visto oggi, ripeto, è la commedia che è diventata farsa, che noi ormai pagheremo come una tragedia. È un teatro che non è più credibile, abbiamo dei protagonisti che palleggiano il gioco senza rendersi conto che ci sono cittadini che stanno pagando ma non ce la fanno più a pagare, questo è il punto, e non lo hanno capito o non lo vogliono capire, oppure finché non succederà qualcosa di cui non avranno più il controllo, evidentemente continueranno a fingere che non esista. In realtà la situazione nel Paese e nel Veneto in particolare è ormai insopportabile. Abbiamo quotidianamente le persone che parlano, io ho cominciato stamattina a sentire mentre andavo in studio, la frase ricorrente siamo arrivati alla frutta, ormai è finita, tra poco succede qualcosa, cioè non ci sono più speranze, non ci sono più prospettive, non ci sono più alternative allo scenario fallimentare italiano. C'è l'alternativa, e lo dico con molta serietà perché fortunatamente raccogliamo sempre più presenza ai nostri incontri pubblici, perché portiamo avanti una opportunità finora che finora sembrava irrealizzabile, che è quella dell'esercizio di uno strumento sconosciuto, fino ad oggi sconosciuto, che è lo strumento del diritto all'autodeterminazione, con il quale consultare i veneti sulla domanda se vogliono o meno l'indipendenza. Indipendenza che non è contro lo Stato, un altro luogo comune che gravemente ha rallentato il percorso verso questa prospettiva, ma è al di là dello Stato, quindi al di fuori di quelli che sono i limiti costituzionali, vorrei dire anche in sintonia per certi versi con la Costituzione, se la si conosce bene. Abbiamo le fabbriche che chiudono, abbiamo la gente ancora in Veneto che si uccide, abbiamo la tassazione che è fatta da insipienti, da irresponsabili. L'abbiamo già detto, io mi ricordo a febbraio di quest'anno, a 7 mesi dall'aumento dell'IVA dal 20 al 21, si registrava una caduta delle entrate dell'IVA di diversi miliardi di euro. Cosa pensano? Non si può, oltre un certo limite, oltre un certo livello, non è più possibile pagare le tasse. Questo è uno Stato che ormai muore tassando, ma fa morire soprattutto tassando i cittadini, fa morire le aziende che ormai non hanno più un margine per competere con l'estero, o chiudono o se ne vanno. Questa è la situazione. Cioè, io penso sempre a quel sottosegretario all'economia, Fassina, che ebbe a dire con molto coraggio, molta onestà, conoscendo i numeri, che c'è l'evasione di salvataggio, l'evasione di sopravvivenza, l'aveva qualificata così. Ed evidentemente questa frase subito rimbrottata dai sapienti, dai sindacati che sono tra gli attori principali della nefandezza che abbiamo vissuto in questi anni, perché vede, direttore, e concludo, il fallimento di uno Stato avviene sempre perché si violano da parte delle istituzioni, da chi ha la responsabilità della guida, quindi del governo, del Parlamento e della magistratura, le regole fondamentali. Ne vediamo solo due, quelle che mi paiono più eclatanti. C'è una norma della Costituzione, l'articolo 81, che regola il criterio della spesa, cioè dice sostanzialmente tu, Parlamento, non puoi approvare una norma se non c'è un'entrata relativa. E nonostante questo abbiamo un debito pubblico di 2.080 miliardi, cresciuto in media di 9 miliardi al mese, non ho sbagliato, se ricordiamo quando è entrato a governare Monti
si lamentò perché era 1900 miliardi, oggi siamo a 2080, quindi 180 miliardi in 20 mesi, che cosa sono? 9 miliardi al mese, una cifra pazzesca. Se poi considera il debito pubblico della previdenza, dell'assistenza, l'INPS introita 216 miliardi, ha bisogno di 266, uno scarto di 53. La legge Fornero non è in grado di coprire questo buco e comunque ha creato situazioni intollerabili. Qui abbiamo uno Stato fallito. Quindi o indipendenza veneta o fallimento italiano, bisogna che ci mettiamo su quest'ottica, ripeto, è un criterio per salvare la pace sociale, perché tra poco veramente bisogna temere al disordine per la sopravvivenza, siamo arrivati a questo punto di disperazione. Per quanto riguarda la lettura vi consiglio questo libro di Alessio Morosin per chi vuole capirne di più di autodeterminazione, di indipendenza, insomma dei problemi di cui si parla molto in Veneto e non solo, come riconquistare l'indipendenza del Veneto da uno Stato baro in modo pacifico con la democrazia e il diritto, è il sottotitolo. Allora, avvocato. Ma incontrando parecchie persone in giro in tutto il Veneto, dal Garda all'Adriatico, mi sono reso conto ogni giorno di più che spesso si parla di una questione importante come quella che noi stiamo portando avanti, un progetto di indipendenza, senza avere una radice culturale che la sorregga e in particolare senza conoscere le parole di cui si fa uso. Questo grazie anche a una politica sempre molto approssimata, molto improvvisata, molto opportunista. E quindi raccogliendo quello che è una mia passione anche di un approfondimento sul tema dell'autodeterminazione, che diciamo che è stato forse la ragione principale per la quale mi sono avvicinato alla politica nel lontano 1992, ho messo insieme tutta una serie di approfondimenti e anche di esperienze, perché per me è stato per esempio molto importante nell'ottobre del 1996 recarmi in Quebec e assistere al referendum che loro hanno fatto. Il Quebec in Canada, quindi uno Stato democraticamente evoluto, civile, dove si parlava di una questione, si parla ancora perché il referendum ha dato esito positivo, di raggiungere l'indipendenza attraverso un percorso democratico. E anche in Italia, io ho visto in questi anni molti, perfino esperti, non dico commentatori improvvisati o giornalisti di parte, ma perfino molti esperti hanno trattato del problema con una disinvoltura che poi ha lasciato molti di loro sul campo feriti. Basti vedere recentemente per esempio qualche esperto ingaggiato dalla regione che ha detto perfino che ci sarebbe ancora un rischio penale a perseguire un progetto di indipendenza, smentito peraltro pochi giorni dopo da un intervento criticabile politicamente e dal punto di vista tecnico-giuridico, ma non dal punto di vista penale, perché Ennio Fortuna ha detto assolutamente non c'è alcun rischio di natura penale. Siamo ex procuratore generale della Repubblica di Veneto. Peraltro ha detto delle cose poi criticabilissime su altro versante e infatti noi le critichiamo. Perché questo libro? Quindi per spiegare innanzitutto che l'autodeterminazione non è un risultato, ma è lo strumento della legalità internazionale, quindi un istituto giuridico attraverso il quale quindi si esercita un diritto, perché infatti si parla di diritto all'autodeterminazione, per interpellare, per consultare i cittadini, per interrogarli sulla proposta che ha per obiettivo l'indipendenza del Veneto. Infatti il quesito che poi abbiamo presentato in Regione Veneto con la legge 342 che è in discussione, che hanno difficoltà a portare avanti, dice testualmente: vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? E io mi sono accorto, ripeto, che anche in Consiglio regionale, ma anche molti esperti, confondevano lo strumento con l'obiettivo. Questa è una cosa molto grave. E quindi l'approfondimento. Che cos'è, in due parole, se mi consente, l'autodeterminazione? Innanzitutto è nata, si è cominciato a parlare di autodeterminazione nel periodo più bello della nostra storia, l'illuminismo, il momento della ragione, il momento dei lumi, i grandi pensatori, Grozi, Hobbes, Locke, i filosofi fino a Rousseau, coloro i quali hanno prospettato
che il cittadino viene prima del signorotto del padrone, che l'uomo viene prima della norma, e quindi il cittadino deve essere al centro della sua storia e protagonista delle sue scelte. Il pensiero filosofico del Settecento, degli illuministi, è diventato poi un pensiero giuridico che ha trovato spazio nelle costituzioni liberali. Dal Settecento in poi abbiamo cominciato ad avere delle costituzioni che riconoscevano dei diritti, fino a diventare, quindi, pensiero filosofico, pensiero e progetto politico, fino a diventare un diritto vero e proprio, un po' lontano nel tempo, ma con la Carta dell'ONU del 1948. L'Italia ha fatto propria nel 1955. Quindi si è avuto questo passaggio e molti ancora pensano che sia un mero principio politico, invece è un principio di diritto cogente, vuol dire immediatamente applicabile. Una battuta finale, perché immagino non posso prendere più spazio, la ringrazio. È proprio questo aspetto che è sconosciuto. E questo diritto internazionale non è un diritto col quale noi vogliamo, esercitandolo, raggiungere l'indipendenza. Non è contro la Costituzione, questo è un punto che lascia molti allibiti. È un diritto sovracostituzionale, un diritto che va al di là. Ed è un diritto che, finché l'Italia ritiene di aderire all'ONU, sarebbe applicabile e, diciamo noi, applicabile immediatamente, in via diretta. Tant'è vero che c'è una norma nella Costituzione italiana, all'articolo 10, che dice che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Si conforma, quindi le fa propria, così com'è. Quindi negare questo diritto vuol dire paradossalmente non solo violare una norma internazionale, ma anche violare la Costituzione. Questa è la cosa curiosa che lascia di stucco anche molti improvvisati giuristi sul tema, che invece ha accolto un consenso che mi ha anche, per la verità, inorgoglito, devo dirlo, insperato, di autorevoli personaggi, come avrà visto, da magistrati anche di Cassazione, magistrati anche del nostro territorio importanti, anche da opinionisti, un suo collega per esempio, Francesco Iori, che sappiamo avere una posizione bravissimo, poi uno profondo conoscitore anche delle questioni di cui trattiamo, il quale ha riconosciuto alla fine, pur avendo un'opinione diversa dalla mia, per esempio, e concludo, che in forza di questo diritto non si dovrebbe impedire o avere dubbi sul fatto di portare i veneti a un voto su questo argomento. E lui, che è un difensore dell'unità dello Stato, dice no, ma il voto è un sacrosanto diritto e nessuno può impedirlo. Speriamo che in Regione lo capiscano. Veda, e concludo, direttore, veramente chiedo scusa, poi me ne sto zitto. Veda, a sostegno di questa legge, nel Veneto abbiamo ad oggi un centinaio, in questo momento abbiamo passato i 100 comuni in Veneto che hanno approvato un ordine del giorno a sostegno della legge, e 2 province. Vuol dire che abbiamo più del 55% delle istituzioni che rappresentano il Veneto a favore di un referendum sull'indipendenza. Ricordo ancora Alessio Morosin, un libro sull'autodeterminazione, self-determination. Perché self-determination? Così capiscono perché anche... l'istituto è nato con la Carta dell'ONU e quindi la prima formulazione in inglese. Senza riferimenti alla Scozia? No, assolutamente. Però in Scozia l'ho portato 10 giorni fa, l'ho consegnato personalmente ad Alex Salmond, che ho incontrato e che mi ha incoraggiato sul percorso anche per il Veneto.